Cari amiche e cari amici della Tenda TV, bentrovati. Siamo in collegamento dal Parco Dan di Vittorio Veneto per l'appuntamento ormai immancabile con l'estate vittoriese. Buona musica e beneficenza, un connubio inscindibile che da tanti e tanti anni fa sì che Rock for Isle sia una delle manifestazioni più importanti del panorama musicale vittoriese e non solo, dell'intera provincia e anche di più. Siamo qui per inaugurare le interviste qui dalla nostra postazione al Parco Dan e ormai è diventata una tradizione. Da tantissimi anni i nostri speciali su Rock for Isle si aprono in compagnia di Dario Roveda, uno degli organizzatori di questa kermesse. A lui chiediamo innanzitutto come sta andando, quali sono le sensazioni di questa prima serata. Ricordo, siamo nella serata di venerdì, la prima di 3 grandi serate di musica. Beh sì, siamo appena partiti, è la prima appunto di 3 serate, però le sensazioni sono decisamente positive anche perché una volta tanto Vittorio Veneto riesce a smentirsi dal punto di vista meteorologico e questa è una bellissima serata. Parla sottovoce. No, infatti specifichiamo, questa è una bellissima serata, vediamo le prossime 2, ma speriamo che siano altrettanto belle. Come potete vedere, spero dalle immagini, c'è già tantissima gente. E c'è tantissima bella musica. Questa sera abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari come headliner e poi Nicky DJ set, quindi se ci state ascoltando fate ancora in tempo ad arrivare perché la festa è appena iniziata. La serata è lunga, Nicky di Radio DJ, lo ricordiamo, quindi nomi anche altisonanti che si sono susseguiti negli anni qui a Rock for Isle, perché possiamo dire che tanti dei nomi che magari arrivano qui a Rock for Isle e sono forse quasi sconosciuti, poi magari l'anno successivo sbocciano. È successo in tante occasioni, giusto Dario? Sì, è vero, abbiamo ospitato in questi anni, già l'anno scorso i Modena City Ramblers erano un nome già molto noto e conosciuto, però abbiamo ospitato in tempi non sospetti Levante, abbiamo ospitato Bruno Rissas, che sono tutti artisti che oggi viaggiano a certi livelli che, diciamolo pure, non potremmo permetterci, considerato che Rock for Isle è una manifestazione che tutti gli anni quello che raccoglie lo devolve all'Isle, per cui si tratta tutti gli anni di ripartire da zero, ma evidentemente le scelte artistiche che sono state fatte avevano insomma il fiato lungo e non il fiato corto. Certo, ecco, lo anticipavi tu, è l'aspetto della beneficenza, perché siamo qui per festeggiare la buona musica, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, e l'invito è quello ai nostri telespettatori di uscire e venire qui questa sera ma anche nelle prossime 2 serate. Però buona musica, un target comunque giovane, insomma è una manifestazione molto grossa che si rivolge a un pubblico giovane, però la parte della beneficenza è la parte preponderante. Non mi stanco mai di ripeterlo, sin dal nome, cioè la parola Isle c'è nel nome della manifestazione e questo fa mettere l'Associazione Italiana per la lotta contro le leucemie già al primo posto. Fa sì che si parli di questo e fa sì che appunto si sensibilizzino anche le nuove generazioni, giusto Dario? Assolutamente sì, questo è un aspetto chiaramente fondamentale della manifestazione, è nata con questo obiettivo e continua con questo obiettivo. Il fatto che siano 3 serate belle, gradevoli, di bella musica, un modo per stare in compagnia, non deve far passare in secondo piano quello che è l'obiettivo della manifestazione. All'ingresso ci sono delle ragazze, alcune di queste ragazze hanno vissuto sulla loro pelle la malattia e stanno raccogliendo le offerte per l'Isle e non ci stanchiamo mai appunto di ripetere anche dal palco il fatto che questo non è Rock for Isle come magari qualcuno storpia, ma è Rock for Isle, perché l'Isle è l'Associazione Italiana Lotta contro le Leucemie e tutto quello che viene raccolto in questa manifestazione è destinato a loro. Pubblico giovane, dicevi, anche giovanissimo, è bellissimo vedere dall'altra parte della telecamera tantissimi bambini che stanno anche giocando sui gonfiabili che mettiamo a disposizione gratuitamente per la manifestazione. Ci sono i gonfiabili proprio per i piccolissimi, ci sono anche delle installazioni artistiche sparse nel parco, perché lo ricordiamo il Parco Dan è bello esteso e quindi ci sono anche queste installazioni, c'è spazio anche per altre associazioni e si mangia anche bene e si beve bene, no?
Sì, io l'ho provato su di me questa sera e devo dire che sono rimasto soddisfatto. No, al di là degli scherzi, questo è un aspetto importante da sottolineare, cioè il fatto che Rock for Hire comunque, per come è strutturata come manifestazione, non è un festival musicale commerciale come ce ne possono essere altri, nulla in contrario nei confronti di certe iniziative, però Rock for Hire è una cosa diversa che è possibile fare grazie appunto al fatto che comunque, e non sarebbe altrimenti possibile farlo, perché c'è un lavoro di rete, che è un lavoro di rete fatto sia con associazioni di giovani che ci danno una mano. C'è l'associazione Papart, c'è l'associazione Giovani di Collumberto, c'è ovviamente il progetto Giovani di Vittorio Veneto e c'è la Tenda TV, Vivi Radio. Adesso faccio un torto a qualcuno non citandoli tutti, ma ce ne sono tanti, e soprattutto c'è anche un tessuto produttivo locale che sostiene la manifestazione, perché senza i tantissimi donatori e sponsor che abbiamo la manifestazione semplicemente non si potrebbe fare. Allora, noi rinnoviamo l'invito ai nostri telespettatori, venite qui, venite a divertirvi a Rock for Hire, e poi nella serata di domenica ci sarà anche la consegna dell'assegno, uno dei momenti più importanti, perché è vero che è importante la musica, ma è importante devolvere anche una cifra in beneficenza. Si devolve la cifra della precedente edizione, che ammonta a 4.500 euro. E diciamo che l'obiettivo di quest'anno è riuscire ad arrivare alla soglia dei 60.000 euro donati all'AIL in questi anni. 60.000 euro in tutte le edizioni di Rock for Hire. Non sono briciole, tutt'altro, sono delle somme molto consistenti che servono appunto per la ricerca. Dario, io ti libero perché so che tu devi andare un po' a coordinare, a controllare che tutto vada bene. Noi ci vediamo un po' di immagini che abbiamo registrato pochi minuti fa per far percepire un po' l'atmosfera del Parco Dan, e ci ritroviamo però, promettimelo, domenica sera per un bilancio, per una chiusura qui davanti alle nostre telecamere. Hai aperto tu dicendo che è una tradizione, non posso dire di no. Non possiamo smentirla. Grazie Dario. Grazie a voi come sempre. Rieccoci qui, siamo tornati, Rock for Hire 2018, sono qui in compagnia dei padroni di casa di questa edizione di Rock for Hire, che sono anche gli stessi dell'anno scorso, e quindi Beatrice e Paolo. Buonasera, buonasera. Con loro vogliamo fare due parole di questa prima serata della kermesse musicale che tutti ci invidiano, perché insomma lo dicevamo poco fa anche insieme a Dario, è veramente un evento che di anno in anno sta diventando sempre più importante sia per la musica che per la beneficenza. Parleremo anche con voi di questi due aspetti. Paolo ormai lo troviamo condurre qualsiasi cosa, tra un po' condurrà anche le previsioni del tempo, penso, perché insomma è sempre... No, non invochiamo, non invochiamo, perché qua si sa sempre che la nuvoletta passa ogni tanto. Allora, Beatrice, per galanteria partiamo da Beatrice. Allora, quali sono le sensazioni? Noi possiamo dire siamo qui nelle retrovie, mentre tu e Paolo salite sul palco e vedete il controcampo, quindi vedete anche la partecipazione delle persone che sono venute qui al Parco Dan. Allora, come sta andando questa prima serata della 12ª edizione di Rock for Hire? Io sono emozionatissima, quest'anno è strepitoso, è pieno di gente. Il clima è meraviglioso, finalmente anche il tempo è dalla nostra. Io sono felicissima, stanno donando molto, sta andando tutto come doveva andare. Lo stavamo sperando da tantissimo tempo. Stanno donando molto, saremo ripetitivi in questa trasmissione, ma ci va bene così. Questa kermesse unisce la musica, la buona musica, l'ottima musica alla beneficenza.
per l'AIL. Tu ne sai qualcosa, giusto? Io ne so qualcosa, so tra l'altro quanto può fare la ricerca, perché per la patologia che ho avuto io, ossia un linfoma non Hodgkin, anche solo 30-40 anni fa si moriva. Io lo vedete, sto benissimo, direi che sto meglio di prima, sono nata 2 volte, quindi io ringrazio tutti quanti quelli che stanno facendo qualcosa per tutto questo, perché il fine è veramente meraviglioso, fondamentale, e quello che state facendo anche voi per sponsorizzarci è veramente strepitoso. Grazie. Grazie Beatrice, la grinta non c'è bisogno di descriverla, la vediamo sul palco nelle presentazioni. Le presentazioni che vengono fatte insieme al buon Paolo, tu ne hai visti parecchi di Rock for Hire perché inizi ad essere un po' un veterano di questa manifestazione, però ogni anno ha un profumo diverso, ogni anno ci sono dinamiche diverse. Quelle di questa sera come sono? Allora, sembrerà anche in questo caso ripetitivo, banale, però c'è un'energia ogni anno diversa, ma sempre più forte e sempre migliore. E deriva ovviamente dalle persone che fanno parte. Beatrice è una testimonianza preziosa, ma è davvero testimone primaria di come tante persone unendosi possono davvero formare qualcosa di incredibile, che ogni anno trova la forza di rinnovarsi, di diventare sempre più ricco a livello musicale, sempre più coinvolgente a livello anche del messaggio che veicola, perché è un messaggio importante, ma spesso c'è bisogno ancora di ricordarlo. Tu hai fatto bene a ricordare il motivo per cui siamo qua. Quindi l'energia delle persone che hanno vissuto certe esperienze, le hanno superate, proprio tramanda in qualche modo, traspare e diventa contagiosa, passa alle altre persone, e quindi questa grande forza poi rende tutto questo possibile e rende ogni edizione unica e davvero irripetibile. E l'importante è tramandare, come dicevi, trasferire queste cose soprattutto alle nuove generazioni, perché uno pensa tanto a me non succede, tanto non importa, invece è bene pensarci e aver bene in mente tutte queste cose. Dal punto di vista musicale ti chiedo, tu hai dei trascorsi, anzi tuttora sei un conduttore radiofonico di tutto rispetto, per quello che dicevo che mancano solo le previsioni del tempo, conduce qualsiasi cosa, in radio con gli amici di Vivi Radio conduci veramente qualsiasi programma. Dal punto di vista musicale come vedi questa edizione di Rock for Hire? Poco fa con Dario dicevamo tanti nomi che passano magari così a Rock for Hire e noi diciamo ah sì è arrivato questo, non lo conosciamo, poi l'anno dopo ce lo troviamo a X Factor a fare il giudice di qua, a fare il giudice di là, quindi vuol dire che anche nella scelta dei nomi veramente c'è un gruppo che lavora, che pensa e che ci vede poi lungo. Assolutamente, noi siamo come presentatori la punta dell'iceberg, ma dietro c'è gente che lavora davvero mesi e mesi per portare con grande cura e grande meticolosità dei gruppi che sanno rispondere a tante esigenze musicali. Questa sera è la serata un po' più indie, come si dice, quindi con i Pinguini Tattici Nucleari, con un gruppo qui della zona come i Gina, molto bravi, con i Moplen da Padova che hanno portato grandissima energia e hanno preparato il pubblico poi agli headliner, ai protagonisti della serata. Domani sera un po' più hip hop, un po' più funk. Sabato quali sono i nomi che spiccano? Beh, c'è Piotta che è un grande protagonista della scena rap romana. Penso che chi ha un pochino, possiamo dirlo, la nostra età, trentina d'anni. Se lo ricorda. Ecco, quindi domani sera viene qui tra l'altro a presentare. Beatrice è giovane invece, quindi. No, ma Beatrice se lo ricorda sicuramente. Viene a presentare il suo nuovo album, si è rinnovato anche nell'immagine, propone sicuramente un bel mix di rap e funk. Bassi Maestro è stato forse uno dei primi rapper in Italia, quindi ha aperto tutto questo genere che ora piace molto ai giovani, ma anche ai meno giovani. E poi, vabbè, domenica avremo anche i Selton, un sound tropicale, insomma, rock non deve un pochino portare fuori strada, perché non c'è solo musica rock, anzi c'è davvero per tutti i gusti. Ce n'è per tutti i gusti, quindi in chiusura di questo intervento, anche perché tra un po' insomma voi dovete tornare lì perché vi abbiamo rubato, l'invito ai nostri telespettatori, a chi ci sta vedendo anche sui social in questo momento, perché venire a Rock for Hire e soprattutto cosa state aspettando? Ragazzi, io ve lo dico, se ci state guardando adesso alzatevi dai divani, dalle sedie, venite qui, fate la vostra parte, anche con un minimo, quello che volete, donate, prendete da mangiare, state in compagnia, è bellissimo e lo fate per una giusta causa, quindi vi aspettiamo. Grazie Beatrice, grazie Paolo e noi ci rivediamo tra poco. Sono già le 20, lo senti il freddo sui denti. La noia, la monotonia, la strada è lunga e questa la via. Il 22 dicembre attendo le ferie, che una canzone non mi porterà via. Wow! Non svegliarsi fino a domani.
Rock for Rail 2018, vi stiamo raccontando questa bella serata di musica e non solo. Siamo adesso in compagnia di Mirko Fantuz, uno degli organizzatori di questa grande manifestazione, il boss, il capo che tira... Il grosso del gruppo. Il grosso del gruppo, ecco. Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di beneficenza, adesso parliamo anche di volontari, perché se tutto questo di anno in anno si rende possibile è anche grazie alla forza di volontà di tanti ragazzi, tanti giovani che decidono, invece di venire a godersi la musica, l'atmosfera di festa, decidono di venire a lavorare e lo fanno per una buona causa. Che cosa ci sta dietro? Quanto lavoro c'è dietro Rock for Rail? Beh, tieni conto che appena finito Rock for Rail 2017 abbiamo fatto un debriefing come si dice, e abbiamo gettato le basi per il 2018, quindi è sostanzialmente un anno di lavoro, un Rock for Rail segue l'altro. E è vero quello che hai detto tu, che senza le persone non si fa nulla, in tutti i settori della vita, del lavoro, le persone sono la prima cosa. Noi per fortuna abbiamo un valore, una sostanza, c'è del buono in questa manifestazione, la gente lo sente e partecipa. Ecco, noi ci ricordiamo delle prime edizioni di Rock for Rail in Piazza Duomo ancora, Vittorio Veneto eccetera, siamo arrivati alla 12ª edizione. Come tutte le cose è partita un po' per gioco, un po' per scherzo, dai facciamo sta cosa così. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati ad essere, credo, uno dei più importanti festival musicali del territorio trevigiano, ad ingresso gratuito, con tutto donato in beneficenza. Sono tre cose che messe insieme sono belle, perché portiamo dei gruppi musicali che sono sempre di livello molto importante, infatti vediamo anche dalla platea che si diverte. Nel contempo facciamo beneficenza e facciamo dell'evento di aggregazione sotto la mentita spoglia della beneficenza, quindi le persone vengono, si divertono, si bevono le loro birrette, però sotto alla fine c'è ricerca, c'è investimento, c'è beneficenza, quindi come dicevo prima, mi ripeto, ma c'è del buono, c'è della buona materia, dell'humus che dà dello spirito per continuare, per crescere. E questo si vede appunto perché di anno in anno ci sono delle migliorie, il parco cambia anche la conformazione, il luogo è sempre lo stesso, però curate molto anche i dettagli, gli allestimenti, il posizionamento delle cose, dicevamo anche nelle precedenti interviste. C'è spazio per tutti, ci sono tante associazioni che sono presenti qui, ci sono i media che cercano di dare visibilità, anche se posso dire che all'inizio forse ce n'era bisogno, adesso Rock for Rail veramente vive solo per il nome anche. Ma devo dire la verità che fai 10 km, facciamo volantinaggio, qualcuno dice ma cos'è Rock for Rail? Quindi alla fine tutta l'informazione che possiamo passare attraverso i media, attraverso Facebook, attraverso i social è fondamentale. È fondamentale perché mai si smette di conoscere quello che c'è sul proprio territorio, e quindi per noi è fondamentale fare rete e legarsi insieme, perché mettendosi insieme ognuno mette il suo piccolo e si fa tanto. Ci sono anche delle aziende che decidono da anni di sostenervi, e anche grazie a loro tutto questo è possibile, perché lo ricordiamo, manifestazioni che vedono la partecipazione di un numero elevato. Abbiamo una stima di questa sera? Quante persone ci saranno? No, la questura non mi ha detto nulla. Ecco, però dicevo, quando ci sono così tante persone ci sono tantissimi aspetti. Sono più di 100 comunque. Beh, più di 100. direi molti di più. Ci sono molti aspetti che magari non si vedono dall'esterno ma che vanno tenuti in considerazione. Lo ripetiamo sempre, la sicurezza e tutto quello che ci va dietro, anche per le cucine, per tutta la macchina organizzativa. Ci sono, dicevo, queste aziende che vi sostengono e credono in quello che fate. Sì, per fortuna, perché altrimenti non si potrebbe fare nulla, cioè in quel caso ci possono essere delle persone, ci possono essere i buoni intenti, ma se non ci sono i soldi non si fa niente. Ci sono delle aziende del territorio, del tessuto produttivo locale, poco distante da qua, che credono in noi, credono nelle persone, credono nel progetto e quindi ci sostengono. Tutto questo anche insieme all'amministrazione comunale, anche l'amministrazione comunale crede in voi e lo fa anche attraverso il coinvolgimento del progetto Giovani di Vittorio Veneto. Esattamente, il progetto Rock for Rail è nato in seno al progetto Giovani del Comune di Vittorio Veneto, poi negli anni le cose sono un po' cambiate, ma anche là il sostegno dell'amministrazione comunale è fondamentale.
l'amministrazione comunale alla fine siamo noi, cioè questo è il La comune, gente. questo è il comune, e quindi se non ci fosse il comune qui oggi non ci sarebbe neanche la comunità. Mirko, io ti ringrazio. In chiusura, siamo in chiusura di questo speciale che vi ha raccontato la prima serata di Rock for Isle. L'abbiamo fatto più volte, l'invito è quello di uscire da casa, alzarsi dal divano, venire qui nella serata di sabato, nella serata di domenica, divertirsi e fare beneficenza. Quindi il tuo invito ai nostri telespettatori? E vi dico, perché non venire a fare un giro, perché non venire a trovarci, a vedere questo bel parco, portare i bambini sul gonfiabile, sentire della buona musica, mangiare qualcosa di buono e stare in compagnia. Noi ci ritroviamo nella serata di domenica per fare un po' il bilancio, per fare la chiusura di questa edizione 2018. Ti lascio andare a lavorare, il saluto ai nostri telespettatori, mi raccomando, venite qui al Parco Dan a Rock for Isle. Ciao!